Cari amici, ben ritrovati, siamo di nuovo qui in questa trasmissione che è un magazine determinato dal bello, dal gusto, dai territori e che abbiamo battezzato Attenti a quei tre. Ma Mario, siamo solo in due? Perché Attenti a quei tre? Perché forse arriverà un terzo, Quindi non si sa. noi potremmo avere un ospite qui inaspettato, voi non lo sapete all'inizio. Poi per usare Attenti a quei due dovremmo pagare i diritti d'autore a una fortunata serie televisiva che Noi avremo la possibilità di farlo, ma non vogliamo farlo per non assolutamente confonderci. esatto. Certo. Poi il foro competente, come si dice in gergo, è il Tribunale di Washington e andare a Washington Sì, è un po' scomodo per noi. va bene. Di cosa parliamo? Allora, io incomincerei oggi a parlare di una cosa che è avvenuta abbastanza recentemente, anzi l'altra sera, che è la seconda tappa di questo evento, di questa, come si può dire, Un calendario. serie, esatto, un calendario. calendario, 5 serate per 5 chef, Sì. un percorso all'interno di ristoranti di un certo tipo con 5 chef, ma lascio raccontarlo a te che sei stato anche più dentro nell'organizzazione proprio, no? Beh, non sono ristoranti di un certo tipo, ma sono ristoranti di un certo livello, nel senso che tutti i ristoranti fanno bene da mangiare, almeno quelli che conosciamo noi, però questi hanno una particolare predisposizione ai piatti messi bene, con una mise en place di quelle studiate e conseguentemente anche tutti i prodotti sono ragionati, pensati, selezionati con cura, e questo non perché gli altri non usino cura, per carità, però diciamo che qui c'è un'attenzione un po' più... Poi anche la particolarità di questo progetto, di questo format, è che in ogni serata, in ogni tappa ci saranno tutti i 5 chef presenti che oltre a fare un piatto a testa porteranno questo piatto in sala e lo potranno raccontare ai presenti. No, io direi perché 2 serate, come hai detto tu e hai ricordato tu, sono già ormai andate. La prima è stata il Fuel, ristorante in Prato della Valle, la seconda invece è un ristorante vegetariano a Corezzola, proprio nel cuore delle Corti Benedettine, quindi nella Bassa Padovana. Il terzo appuntamento, ormai alle porte anche quello, sarà invece qui di nuovo in Padova, il ristorante si chiama Radici. Radici, mi raccomando, ecco. E andate sulla pagina Di Radici, Facebook, no, ma anche sulla pagina Radici, per prenotare, perché ormai mancano pochi posti alla chiusura. E un'altra particolarità di questo progetto sono i pochi posti, ma d'altronde la qualità è sempre un po' riservata a pochi. Nel senso che per ogni ristorante sono stati previsti 30 posti. Dicevo, un'altra particolarità è l'abbinamento con questi piatti dei vini, che è sempre una particolarità, dovrebbe esserlo diciamo in generale, ma in questo caso lo è di più perché abbiamo coinvolto le donne del vino dei colli Eugani e dei colli Iberici. Esatto, è un'associazione temporanea. Si chiama Un Tocco al Vino. Un Tocco al Vino, ci sono 13 o 14 produttrici, anzi 13 credo, per l'esattezza, forse 14 non mi ricordo bene, comunque ogni produttrice in accordo con altre 2 colleghe presenzia a una delle serate e alle diverse serate, in modo da raggiungere poi comunque tutte quante insieme la finale, perché non abbiamo detto che la somma, tutto questo percorso porta poi alla serata finale in settembre, che ha il tema a piedi nudi sulla spiaggia. Sarà molto bello perché appunto sarà caratteristico. E lì probabilmente faremo una grande festa allargata, ben più di 30 persone, con altri piatti, eccetera. E anche qui andrei a ricordare, noi abbiamo le prime 2 occasioni in diretta, avevamo appunto intervistato le nostre produttrici e poi i nostri chef, o meglio cuochi amano definirsi, e quindi andate a rivedere quelle trasmissioni in diretta che avrete anche dei dettagli sui vini e sui piatti che sono stati presentati. E io da qui mi collego un po', faccio dei collegamenti un po', anche a una persona, una di queste giovani produttrici, che noi siamo andati anche a visitare proprio nella sua tana, nella sua cantina, che ha anche un nome molto particolare, Terra Felice.
è una, devo dire io che cosa Terra Felice? Ma siccome in qualche modo tu hai anche fatto una degustazione approfondita, allora Non è approfondito. no, so che Scusa, sì, so che a te intanto dà fastidio, facciamo, no. ma Sì. a Terra Felice. Allora, Terra Felice è una realtà che nasce come costa, se vogliamo, di un grande produttore, Graziano Cardin, che è stato fra i fondatori di Vigna Alta, storico marchio del Colli Ugani, il primo tra l'altro a raggiungere la notorietà nazionale e internazionale, i 3 bicchieri del gambero, i 10.000 punti, insomma, di tutto di più. E forte di questa esperienza, poi insieme con la figlia Elena ha creato questa azienda che si chiama Terra Felice, proprio sopra Arqua Petrarca, un omaggio a questi luoghi che poi evocano un po' anche di romanticismo, perché effettivamente i Colli Ugani sono smussati contrariamente ad altre asperità montuose. Arqua Petrarca, uno dei borghi più belli d'Italia. Questo ormai lo sanno tutti. Sì, ma ricordiamolo perché noi abbiamo anche questa funzione, questo scopo, in qualche modo di parlare di questi luoghi perché le persone vadano e possono vivere una giornata, un weekend immersi in un ambiente particolare, quindi sia turistico, sia vitivinicolo, sia di cibo, che noi tra l'altro siamo un po' meglio. Scusa, ma la cosa che io volevo chiedere a te era appunto questo percorso anche sui vini, che loro ci hanno fatto assaggiare e che tu hai anche apprezzato particolarmente, direi, no? Ma fra quelli che abbiamo bevuto, c'è un rosso che è un po' la bestia nera di tutti i viticoltori, nel senso che è l'ultimo dei bianchi, il primo dei rossi è il Pinot Nero. Pinot Nero che Cardin i Cardin hanno saputo trattare molto, come direi, con molto rispetto, perché è un tipo di uva molto difficile da trattare, richiede particolari attenzioni e soprattutto le richiede quando dalla vigna si passa in cantina, perché come mi diceva anche Graziano e poi mi ha confermato Elena Cardin, loro più che definirsi biodinamici, biologici, insomma verdi, eco-friendly, si definiscono meno invasivi possibili. Quando si parla di un vino bisogna sempre considerare l'intervento dell'uomo durante la vinificazione. E questo Pinot Nero viene vinificato prima in acciaio, poi in tonneau, e quindi dei passaggi in legno, ma non troppo pesanti, che conferiscono quei profumi, quei sentori di frutta, di ciliegia, se vogliamo anche un pizzico di marasca nel fondo, ma direi forse più ciliegia matura, quasi. Sono talmente tante le sfumature che si possono apprezzare in questo calice di Pinot Nero, che io adesso sto ricordando a memoria, che lascerei poi a chi va nella cantina di Terra Felice. Sì, perché poi la migliore esperienza è quella di esserci. Adesso è molto di moda parlare di turismo esperienziale, no? Parola che non si sa se è venuta fuori dall'Accademia della Crusca o meno, comunque ormai c'è, tutti la usano, lasciamola pure. Questo per dire che l'esperienza bisogna farsela da soli. E io comincio ad avere anche una certa fame, se mi permetti, so che a te dà fastidio, però quando si degusta un vino, soprattutto un Pinot Nero che ha una forza di 14 gradi, che ha un'ampiezza, che ha una corposità, che ha una struttura come quello che ho assaggiato, è d'obbligo mettere in bocca un pezzo di pane, qualcosa che ti aiuti ad abbinarlo, capisci? Tu hai iniziato quindi da questo, come dire, io ho cominciato dal pezzo forte, forse. Però sono felice, abbiamo anche altri vini. Abbiamo bevuto uno Chardonnay. No, lo Chardonnay. Direi lo Chardonnay che mi ha colpito molto, anche questo, un bianco davvero molto pulito, eseguito, direi proprio, eseguito, più che fatto, a regola d'arte. Eseguito a regola d'arte. Tant'è che
non fatico a credere ai due produttori che durante una loro trasferta ad Hannover questo vino abbia sostenuto, diciamo, qualche prova di confronto insieme con i loro Chablis e altri vini alsaziani. Più prodotti Devo dire, internazionali. esatto, internazionale. L'internazionalità del prodotto. Questo Chardonnay direi che proprio risponde a tutti quei requisiti che un buon degustatore può riuscire a cogliere. A maggior ragione un consumatore normale che troppo spesso non è abituato a questa qualità, ecco, nel senso che ci sono molti vini mediocri purtroppo ed è un peccato perché la vita è così breve. Ti dirò che tutto sommato è anche una qualità che noi possiamo avere anche ad un prezzo abbordabile, quindi è una qualità che ci possiamo permettere, quindi è inutile risparmiare l'euro, i 2 euro su un vino che effettivamente non ci lascia nulla, ma investiamo qualcosa in più, magari berremo una bottiglia in meno o anche no se possiamo, ma andiamo a scegliere un po' di qualità. Però che in questo caso non devi neanche rinunciare alla bottiglia, Sì, nel senso che i prezzi sono, adesso non li ricordo franco cantina, però assolutamente abbordabili, anche perché la famiglia Cardin viene anche da esperienze di marketing non indifferenti e quindi insomma. Io vorrei chiudere ricordando appunto che Elena Cardin sarà una delle prossime vignaiole, chiamiamole così, presenti, che parteciperanno alle serate dei 5 chef, e quindi la ritroveremo in quell'occasione potremo anche parlare di valutare magari i vini che lei riterrà opportuno abbinare ai piatti proposti. Un altro rosso che mi tengo per la prossima volta. Perfetto. A questo punto io farei un po' un salto a pie pari in un argomento che potrebbe sembrare non vicino al vino, ma che dopo vi spiegherò il perché lo è. Parliamo della Biennale di Architettura a Venezia, che si è appena aperta. Noi di Venezia Channel eravamo presenti, abbiamo registrato per voi alcune cose interessanti. Allora, ovviamente come al solito un grande successo di questa Biennale, ormai è diventato un evento internazionale che raccoglie adesioni da tutto il mondo e quindi effettivamente la risposta c'è. Quest'anno il tema è Free Space, quindi in qualche modo la qualità dello spazio, ed è, come ripeto, una qualità che ormai percepiamo nella vita nostra di ogni giorno, lo spazio, la qualità dello spazio che ci circonda, che viviamo. Ecco, uno spazio che ci circonda. È come questo, qualità diverse in modi diversi. E una cosa interessante, intanto citiamo chi ha vinto il premio, è il Padiglione della Svizzera. Gli svizzeri insomma, sono sempre un pochettino, insomma. Comunque merito veramente al curatore del Padiglione della Svizzera per aver fatto un'ottima cosa, una menzione anche alla Gran Bretagna. Tutto questo poi lo vedrete nei nostri focus dedicati, e questo è un ottimo, come dire, anticipazione di quella che troveremo dal 29 agosto al Lido di Venezia, che è il Mostra del Cinema, altro evento sugli scudi internazionale che ci porta il 29 di agosto. Un'altra cosa che abbiamo vissuto, e questa ecco perché dicevo il collegamento con il nostro vino, a Venezia non c'era solo architettura ma c'era anche design, e c'era un bel incontro fra un'azienda portoghese, che quindi noi non ci aspettiamo che certe volte i portoghesi... Amorim e Cork, quella che fa i tappi? Ma potrebbe essere, o potrebbe essere stata uno sponsor, ma non lo è stato, ma un'azienda che si chiama Wawa e che in qualche modo opera, anzi in tutti i modi, opera nel campo degli occhiali attraverso due grandi dell'architettura e del design. Uno è Pedro da Silva e l'altro è l'architetto Alvaro Sizza, grande nome che abbiamo visto spesso in giro. Ma la cosa interessante è che queste eccellenze si sono sposate con le nostre eccellenze. Infatti partner di questo evento era il consorzio del Pinot Grigio. Noi sappiamo che il Pinot Grigio quest'anno, diciamo, ha compiuto questo percorso di determinazione della DOC, che è una DOC che abbraccia 3 regioni, dal Trentino al Veneto, al Friuli Venezia Giulia, ed era presente proprio in questa occasione Nazareno Vicenzi, appunto del consorzio, che ci ha spiegato come per loro è importante abbinare queste qualità eccelse, quindi il Pinot Grigio, questa DOC. Dobbiamo aspettare la spiegazione e poi mangiamo un pezzo di pane.
Ancora un secondo per il pane, prima perché oltre al Pinot grigio era presente, qui ti lancio un assist, il consorzio del Durello. Il Durello per te è una delle tue eccellenze che hai tenuto a battesimo in diverse occasioni. Non eccellenze, perché eccellenza è riduttivo. E poi È riduttivo, ma non saprei come andare oltre. Stratosferica. Durello, guardate, anche per me è stata una conoscenza di un anno fa, perché in questi tempi eravamo appunto da Gianni Tessari. Ho cominciato a renderti adotto a questo. Esatto, e devo dire che adesso è difficile abbandonarlo. Certo. E quindi questa cosa qui, in qualche modo architettura, design e vino si sono sposati insieme. La Durasena. Ora, prima di addentare l'ultimo, cioè il primo boccone, che ti vedo fremente, è che voglio spiegare perché siamo qui e dove siamo. Siamo al bar, osteria, Caffè, osteria, ospedale delle piante. Perché qui si curano anche le piante. Ma come si chiama il nostro Lui, padrone di casa? il nostro anfitrione si chiama Boetto. Boetto, sì. Ed è un personaggio veramente che vi invitiamo a venire a conoscere, perché questo luogo, come vedete, è un luogo ricco di storia. Abbiamo degli arredi veramente eccezionali, pezzi unici. Intonsi da quella volta. E oltretutto il cibo che lui ci ha portato qui, qui abbiamo del crudo. Piccolissima cucina, nel senso che affettati, tramezzini, tutti rigorosamente fatti a mano, non sono fatti a macchina. Lui e la sorella veramente sono protagonisti di questo spazio, uno spazio che appunto noi frequentiamo periodicamente, insomma, ma che vi invitiamo a fare anche voi. E quindi appuntamento qui alla prossima edizione. Adesso possiamo mangiare, ma guardateci un po', perché effettivamente mangiare qualcosa del genere è veramente... Non è finto. La cameraman lì. Sì, abbiamo anche Marta che adesso ovviamente parteciperà anche lei dopo essere stata dietro alle macchine di ripresa. Bene, alla prossima edizione continuate a seguirci. Buon pranzo.